Salve, sono Francesca. Siamo in Friuli Venezia Giulia, nelle Prealpi Carniche, in Valcellina, nel territorio di Barcis, nella valle intorno al lago. Ti presento questo mio nuovo libro appena pubblicato, che fa parte della collana Architettura e cammino in Valcellina nelle borgate di Barcis. È dedicato ad una borgata speciale, denominata Armasio, originariamente Armaso. Il cammino si svolge dal centro di Barcis, in riva al lago, verso le prime pendici montane, fino alla borgata di Armasio. La borgata è ubicata in posizione elevata, su un pianoro baciato dal sole, affacciato panoramicamente sulla valle e sul lago e circondato dalle montagne. È disabitata da decenni ed è raggiungibile soltanto da chi conosce il sito ed i sentieri. Spesso è inosservata e sottovalutata persino dai più abili escursionisti che vi passano innanzi, salendo verso le cime rocciose soprastanti. Armasio è un microcosmo appartato, in cui natura, complessi vegetazionali, storia ed architetture spontanee si intrecciano saldamente. Le memorie raccolte e riportate nel testo svelano vite, valori, tradizioni familiari e comunitarie ed economie scomparse di un passato non molto lontano, attraverso racconti e foto d'epoca che mi sono state offerte con passione da testimoni speciali, e cioè l'ultima persona nata proprio qui, sulla terra del piano di Armasio, e i discendenti dell'ultima persona che ha abitato nella borgata fino ad età avanzata, con amore e con tenacia, fino alla fine del secolo scorso. Questo libro invita a scoprire la borgata in cammino lento ed in silenzio, calpestando con passo lieve sentieri, prati e boschi, sfiorando con rispetto le mura di sassi delle antiche fabbriche e le rocce, riflettendo sulle memorie e coltivando nel cuore il desiderio che un giorno porte e finestre delle case che oggi vediamo serrate si riaprano ad una nuova vita, incorniciate dai fiori come in passato, e che ai suoni della natura si uniscano nuove voci di persone giovani, attive ed operose, secondo quella transizione già in atto, che lentamente e con il sostegno delle amministrazioni può in parte salvare dalla decadenza, dallo spopolamento e dall'oblio borghi, valli e montagne del nostro Friuli occidentale. Ringrazio gli enti e le associazioni patrocinanti, Comune di Barcis, Parco Naturale Dolomiti Friulane, Circolo per le Antiche Vie, Ente Friuli nel Mondo. Ringrazio i testimoni e tutte le persone che hanno seguito lo sviluppo e le vicende di questa mia ricerca, che è scaturita dall'unione dello studio, della tecnica e del cuore, con amore per il territorio di Barcis e della sua gente. Sotto questo video puoi trovare le indicazioni per visualizzare gratuitamente il libro in estratto e per visitare il mio blog, in cui troverai numerosi articoli illustrati con foto. Quindi buona lettura e buon cammino. Spero che sia gradito. Ti aspetto.